Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, Fio, ottavi di finale, ho deciso di mettere 10 minuti, perché così è bella lunga. E vediamo, ragazzi, è partita abbastanza proibitiva, ma vedremo. Io farei così, sinceramente. Questo però un CD, no, facciamo così. Ok, ragazzi, andiamo. Calcio d'inizio tra Germany vs Albania. Ok. Ce la possiamo fare. Secondo me, possiamo, quantomeno ce la possiamo giocare. Sarebbe già tanto. E stadio Jose Alvala. Va la Marcolina Mafia Royce. Guardate. Che bello. Vai. Andiamo, Germany vs Albania, in un inglese perfetto. Vai. Ecco, cerchiamo di non partire male come il nostro solito. Subito rischio, subito rischio. Bravi. Abbiamo tempo, la partita è lunghissima, dobbiamo giocare anche d'astuzia. Facciamo un gol e ci chiudiamo. Attenzione, Baliu, attenzione, attenzione, la può mettere in mezzo, Albanea! Mamma mia, però ci facciamo subito a vedere. E questo è importante. Qua recupera bene la difesa tedesca. Occhio, ma perché li facciamo attaccare? Guarda che bavoso, adesso nel rimpallo segnano. Mamma mia, Goretzka. Mamma, se c'è andata bene, però siamo sfigatissimi. Ok. Ragionamos. Ma non di là, non di là! Questa è brutta, che un brutto errore. Bravo Berisha. Comincia l'assedio tedesco, figlia. No. Roba nostra, roba nostra, roba nostra. Niente, non riusciamo a impostare il gioco. Impossibile proprio, cioè. No! No, ma no, dargli il rigore subito. Oh, ma Cristo, subito rigore, non vedeva l'ora. Eroe se la sbaglia, eroe se la sbaglia, eroe se la sbaglia, eroe se la sbaglia, eroe se la sbaglia. No! Gol di Marcolino Royce. Incredibile. Gol di Royce. Su un rigore potevamo evitare, vai. Attenzione! Subito! Subito possiamo pareggiarla! E la pareggiamo! È gol! È gol o no? Autogol! Autogol! Autogol di Ta! Autogol di Ta! Autogol di Ta! Incredibile! Subito! Pazzesco! 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 Subito approfittiamo di non so come. Incredibile! Mamma mia, autogol di Ta! Che si dispera 1-1. No, non ci credo. Adesso stiamo attenti, è un'occasione unica questa, E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. Scodella in avanti. Usai legge bene l'azione, blocca il pallone. Attenzione, la Germania forse ha accusato un po' il colpo. Tra virgolette, vediamo. Troppo bello per essere vero.
Stiamo attenti, raga, è difficile anche commentare perché la tensione è alta, questi ottavi con l'Albania. Ancora ci salva Berisha che sta parlando anche il rigore, oltretutto. Ma perché deve passarla così? Questo che non comprendo. In difesa è cioè, difficilissimo difendere, raga. Tutta la sua. Mamma mia, 1-1 incredibile, dopo un minuto dal gol di Royce su rigore. Comunque la Germania rispetta l'Albania, mi sembra, comunque non sono buttati subito all'assalto, vuol dire che rispettano il nostro gioco. Il problema è che io non... In verità quando segni una soddisfazione incredibile, da quanto è difficile, però che i passaggi sono veramente bastardi. No, non è mai fallo! Addirittura... No, non ci credo, questo è un furto atroce. Guarda che culo nei rimpalli, guarda che bava nei rimpalli. E Sané, incredibile da prendere di testa. È durissima, raga, è durissima. Buon cambio gioco, ti prego, prendila, Bali. Vai, 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 baletto mio. Queste possono essere le nostre occasioni. Niente. È difficile fregare i tedeschi di testa. Brutto questo, brutta. Meno male. Non bello però, non bello quello che ho visto. Vai Berisha, buttala su. La Germania c'ha i campioni, non il cuore. Si ricomincia dal portiere. Lancio lungo del portiere. Ti prego, prendila, bravissimo, bel contrasto. Oh! Buona azione questa, buona azione, ma è lento. Neuer rinvia di testa, ancora noi svettiamo. Ok, 1-1, incredibile, 1-1 tra Germania e Albania nella prima frazione. Berisha, grandissima partita, ha quasi parato anche un rigore. Certo che un tiro, un gol, veramente abbastanza sculati. Lo teniamo così. Inizia la seconda parte. Ci vuole un miracolo, ma siamo ancora in partita e già questo è bello. Bellissime prove di azioni, sono veramente belle. Veramente un calcio più ragionato quello di PES. Dopo 2000 partite a FIFA lo posso dire, questa è brutta. Questa è brutta perché sono lenti. Ok, di testa però ci difendiamo abbastanza bene. Mamma mia. Ma perché non va? Ha paura, l'Albania ha paura. No, dormita, ancora Berisha. No! Ma no, così! Ah, ragazzi, ancora Berisha, mamma mia! Ancora Berisha. Berisha non può... Ancora miracolo di Berisha, ma poi Royce punisce. Giusto così, onestamente. Complimenti a Marcolino. Non ci credo se passava. Attenzione Giulia, nessuno va a marcarlo. E punisce ancora.
onestamente. Abbiamo fatto anche troppo. Sono 2 i gol per lui in questo torneo. Ultimi controlli a bordo campo. Finisce qua forse il sogno dell'Albania. Peccato però d'altronde stavano attaccando in una maniera pazzesca. Due gol di vantaggio sono tanti, ma attenzione, nel calcio può succedere di tutto. Grande movimento nello spazio. No! Autogol. Non è autogol però deviazione. Mamma mia, in 10 minuti, neanche meno. Al posto giusto, al momento giusto. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore È successo il putiferio, vabbè. Tra le due squadre. Ma no, di là, ecco questo non, devo imparare questo però, perché Gioca una palla lunga. non c'è più ragazzi, l'Albania non è più in campo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Però peccato che per un tempo il sogno era possibile. Riuscito ad anticipare l'avversario. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La gioca a sinistra. E che vale la lentezza e la differenza di velocità. La mette sulla sinistra. Guarda. Non male, dai. C'è un tackle. Però non è impossibile fare qualsiasi cosa adesso. La difesa ha chiuso bene. Secondo tempo Germania troppo forte. Gnabry decide di sfruttare la fascia. Prova a scavalcare il 72esimo chiaramente ormai per la qualificazione ci vuole più che un miracolo. L'intervento del difensore concede comunque un calcio d'angolo. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività. C'è il colpo di testa. Mamma mia. Una buona iniziativa. È bello fare almeno un altro gol per il nostro pubblico. Di seri, di forza. Attento. Xhaka filtra la palla in profondità. Scatta verso il pallone. Dai raga, dai, almeno un altro gol sarebbe bello, che sfiga, però. Se ne va. Calcio d'angolo. Veramente un quarto d'ora da incubo che ci è costato tutto. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Calcio d'angolo di testa, non arriva nessuno. Nessuno in mezzo. Germania veramente troppo forte nella ripresa. Cambio di fronte. Certo che sfortunati perché con le squadre che ci sono potevamo anche trovare squadre un po' più scandalose. Vediamo se qui Beriscia comunque man of the match, quindi ci fa capire anche la difficoltà del match. La buttiamo fuori, non so il perché. ecco Loris. Riceve un ottimo appoggio al tiro. Nota una linea difensiva. Vai, proviamoci, buttiamola su. Bello questo, finalmente un bel passaggio. Preparazione fisica dei tuoi. Se stanno bene, pressare alti è il modo migliore. Vai Ozzuni, vai Ozzuni, vai Ozzuni. Ma proprio nell'unico punto che non c'era nessuno. Cercano l'azione veloce. Pallone intercettato. Intervento davvero. Abbiamo giocato meglio questa comunque di altre partite in attacco, secondo me. Bella. Passa. Dai, un secondo gol. Proprio non sanno crossare, però questi, non sanno crossare. Goretzka. È andata ragazzi, comunque siamo arrivati agli ottavi. Palla intercettata. Siamo riusciti a tenere per un tempo con la Germania. Adesso aspetto commenti ragazzi sotto questo video. Non è la premiere per la prossima squadra. Quando c'era bisogno di lui. Scegliete voi, sapete che sopra le 4 stelle, dalle 4 a più stelle è il livello superstar, dalle 3 in giù è campione. Alza la palla in profondità verso un compagno. Royce la mette in mezzo. Palla intercettata. Dai, fischia 4-1, no, 5-1 è troppo, però dai. Palla in mezzo.
Peccato, abbiamo pagato veramente 10 minuti da incubo. Finisce qua ragazzi, ma un applauso a questa Albania a testa alta, andiamo fuori. Buon mondiale. Ma d'altro canto la Germania di Marcolino Reus, troppo forte per noi. Andiamo a vedere chi vince. A questo punto la Germania è una delle favorite, cavolo. Vabbè. Vediamo un po'. No, magari non qua, grazie Kuma. E possiamo capire dove... Grazie. Info competizione. Alla fine la Francia a vincere il mondiale, la cosa ci sta alquanto sui maroni. Seconda l'Ucraina, e sono contento del mio amore Sheva. E terza la Spagna. Sì, quindi Francia, Ucraina e Spagna. Prima mondiale impossibile per la Francia. Vediamo, classifica gol, vince Fekir con 7 reti e godo ciao Messi. E gli assist man, incredibilmente, N'Golo Kanté, ragazzi. Comunque Francia dominatrice. Raga, un saluto dal comandante veneziano, aspetto commenti sotto il video per la prossima squadra impossibile. Ciao!